Buonasera a tutti, bentrovati dalla redazione di TV Notizie. Oggi il nostro servizio speciale vuole parlare del mandorlo in fiore appena conclusosi, perché è particolarmente importante in questo momento farlo, nella considerazione che la nostra città è comunque candidata, da qui a breve sapremo il verdetto, a capitale della cultura, e in quest'ottica il mandorlo in fiore diventerà veramente una delle punte di diamante di questa possibile vittoria della nostra città. Allora qui vogliamo, alla luce della conclusione di quest'anno del mandorlo in fiore, parlarne e affrontare insieme quelli che sono stati i punti di forza, quelle che possono essere state le criticità, proprio in vista della possibilità di migliorarla e renderla al meglio per il futuro. È una cosa che comunque gli agrigentini vogliono, al di là di Agrigento capitale della cultura, e questo momento ci servirà proprio per porre l'accento su questo tema, ma anche parlare di Agrigento come città al centro della cultura, per Agrigento capitale, ma anche per un prossimo evento che si verificherà l'11 aprile, è il Giro di Sicilia che ritorna. Insomma, abbiamo parecchia carne al fuoco per la quale avremo modo di parlare con Giovanni Di Maida, direttore organizzativo del Mandorlo in Fiore, Paolo Cilona, presidente del CEPASA e tra l'altro anche collega giornalista, Costantino Ciulla, assessore alla cultura, sport, turismo e spettacolo del comune di Agrigento, e un altro collega giornalista, Stelio Zaccaria, storica del giornale La Sicilia, che adesso è impegnato direttamente in prima persona nella promozione di questo progetto Agrigento capitale della cultura. E quindi mandorlo in fiore, festa, sagra, Festival delle Culture, ho sentito in questi giorni che potrebbe anche cambiare il nome. Comunque, qualsivoglia sia il suo nome, è un appuntamento imprescindibile da 75 anni. Io non ricordo, a mia memoria, non ho 75 anni, ma parecchi di questi li ho vissuti seguendo il mandorlo in fiore. Non ricordo mai che non fosse partecipata a questa festa, sentita. È chiaro che nel tempo ha subito un'evoluzione. E quest'anno, dopo 2 anni di pandemia, ha certamente recuperato quella gioia di partecipazione e quella voglia che aveva il pubblico di esserci e di fruirla, perché evidentemente è stato un momento di riappropriazione della libertà per tutti. E in questo senso allora parto subito con Giovanni Di Maida, che è stato direttore organizzativo del Mandorlo in Fiore, per tracciare insieme a lui un breve bilancio di questa edizione. Giovanni Di Maida, comunque è andata bene, è stato un successo, merito della festa, merito dell'organizzazione, mi dica lei. No, devo dire che quest'anno è stato l'anno della ripresa, della ripartenza del Mandorlo in Fiore. Noi ci eravamo fermati nel 2020 con un Mandorlo in Fiore ormai già tutto organizzato. 15 giorni prima del suo avvio fu saggiamente deciso di sospenderlo per via della pandemia che incalzava. E siamo ripartiti da quell'esperienza, anche nell'individuazione dei gruppi folclorici che hanno partecipato. Abbiamo invitato nuovamente molti gruppi che in quella circostanza non poterono venire ad Agrigento. Io credo che quest'anno sia stato un mandorlo in fiore da record sotto tutti gli aspetti. Innanzitutto per la massiccia presenza di gruppi folclorici. Io vivo il mandorlo in fiore
da tantissimi anni, da quando ero ragazzino, ho fatto parte per diversi anni del gruppo Valdagres, quindi già negli anni, fine anni 70, io partecipavo al Mandorlo in Fiore e ho, come dire, recuperato tutte le locandine, tutti i Deplian da quel tempo ad oggi, e devo dire che non c'era stata mai una così massiccia partecipazione di gruppi folclorici, ben 32 tra gruppi di adulti e gruppi di bambini. Il massimo, la punta massima che abbiamo avuto in termini di partecipazione di gruppi è stato nel 2019, con 22 gruppi suddivisi tra i partecipanti al Festival Internazionale del Folklore dedicato a gruppi di grandi e al Festival dei Bambini. Quindi per la prima volta nella storia del Mandorlo in Fiore abbiamo avuto 10 gruppi in più rispetto al passato. Se pensiamo che nel 2016 complessivamente erano 15 gruppi, nel 2017 18, ma negli anni passati, quando ad organizzare era l'azienda provinciale per l'incremento turistico, al massimo noi avevamo la partecipazione di 10 gruppi più 2 bande musicali. Solitamente veniva la banda musicale con le maggiorette di Rotterdam. Quindi sotto questo aspetto si può considerare un Mandorlo in Fiore imponente sul piano numerico dei gruppi che vi hanno partecipato. Tant'è che la sfilata che è partita da Piazza Municipio, c'erano ancora gruppi a Piazza Municipio e la testa della sfilata già era arrivata al Via della Vittoria, quindi questo è un primo dato. Poi quest'anno abbiamo avuto una straordinaria partecipazione in termini di visitatori che sono venuti con l'occasione. Abbiamo già interloquito con la direttrice del servizio turistico, quello che un tempo era l'AST, il dottore Cirone ne è stato anche presidente, adesso si chiama servizio turistico, un servizio periferico dell'assessorato regionale al turismo, e appena saranno pronti tutti i dati faremo una conferenza stampa probabilmente la prossima settimana per annunciare in maniera certificata, in maniera precisa, i dati delle presenze turistiche. Qua parliamo di dati che si sono triplicati rispetto all'anno scorso, vabbè, che non c'è stato, cui non c'è stato il Mandorlo in Fiore, ma parliamo del doppio di presenze rispetto alle ultime edizioni del Mandorlo in Fiore. Ma quanto è costata Giovanni Di Maida? Noi sapevamo 350.000 euro, che comunque è una bella sommetta. È costata esattamente la metà rispetto alle ultime 4 edizioni. Le ultime 4 edizioni del Mandorlo in Fiore sono costate circa 700-800 mila euro, con un numero di gruppi di gran lunga inferiore. Quest'anno ne è costato 350 con 33 gruppi, dovevano essere 35, c'è stata soltanto la defaillance di 2 gruppi a cui non è stato concesso il visto. Quindi è costato la metà rispetto alle ultime edizioni, ma è costato la metà rispetto alle ultime edizioni perché si sono dovute poi alla fine tagliare tutta una serie di iniziative collaterali che non hanno trovato spazio. D'altronde il Mandorlo in Fiore per il 99,9% è costituito dal folklore, è sempre stato così, per cui tutta una serie di iniziative collaterali lodevolissime si sono tagliate, anche se io personalmente sono convinto che la settimana del Mandorlo deve essere dedicata esclusivamente al folklore, perché questo è stato sempre il Mandorlo, perché poi noi, vedete, finito il Mandorlo in Fiore, da di qui a giugno non abbiamo più iniziative, non c'è più niente, per cui si potrebbe pensare, per la verità lo sta facendo il parco archeologico, a una primavera agrigentina. Il parco gli ha dato il nome di Springtime in Agrigento, anzi Springtime in the Valley, che prevede adesso tutta una serie di attività culturali calendarizzate ogni 15 giorni di qui fino a giugno. E intanto ne accennava già il direttore organizzativo Di Maida, comunque il ruolo del leone lo ha comunque recitato il parco archeologico della Valle dei Templi con il suo consiglio, che ha messo in circolazione la somma maggiore per poter realizzare la festa. Vediamo l'intervista che ci ha rilasciato il direttore Roberto Sciarratta. Direttore, approfitto di questa sua presenza per un consuntivo su ciò che è stata la giornata di ieri, il clou
la Valle è stata protagonista con l'assegnazione del premio all'Uzbekistan, insomma un suo bilancio insomma, anche di questo che è stata questa esperienza. Beh, ieri è stata una giornata fantastica, abbiamo aperto la Valle alla conclusione della manifestazione, i 5.000 visitatori hanno potuto ammirare quindi una valle che già ha preannunciato l'inizio della primavera con i suoi colori, i suoi odori, i suoi profumi, e soprattutto anche i numerosi gruppi che venivano da tutte le parti del mondo hanno potuto godere di questo connubio di paesaggio e archeologia che rendono unica la Valle dei Templi. Il parco ha avuto un ruolo determinante nell'organizzazione di questo evento, all'inizio sembrava quasi un po' essere messo da parte, poi siete stati i principali sostenitori anche da un punto di vista economico. Beh, noi siamo stati i sostenitori da un punto di vista economico, sull'organizzazione diciamo, abbiamo semplicemente messo a disposizione le nostre strutture, quali il Palacongressi e il Tempio della Concordia della Valle. L'organizzazione comunque si attesta al Comune, del quale abbiamo ritenuto di poter dare e dover dare il sostegno relativamente alla parte economica e soprattutto all'utilizzo delle nostre strutture. Ci sarà un nuovo nome per il prossimo anno per l'organizzazione della sagra del Festival del Mandorlo? Beh, noi siamo qui e ci occupiamo dei beni culturali, il Mandorlo si attesta all'amministrazione comunale. Il prossimo anno si vedrà quali saranno gli obiettivi e le finalità che il Comune vorrà assegnare per la realizzazione del prossimo Mandorlo. Allora, Paolo Cilona, lo dicevo in premessa, il parco archeologico, l'ente parco è diventato un punto assolutamente imprescindibile per la città e ricordo Paolo Cilona fu uno che all'inizio, quando si diede vita a questo parco, ebbe a dire che sarebbe diventato qualcosa di molto importante e non era il solito carrozzone burocratico. Paolo. Allora, entriamo nel tema del nostro incontro. Così come va, la sagra ormai ha fatto la sua storia. Bisogna offrire alla città, alla provincia e quindi alla Sicilia qualcosa di diverso, innanzitutto rinnovando gli aspetti più salienti, perché poc'anzi l'amico Di Maida ha detto facciamo solo folklore, ma noi diciamo che si chiama Sagra del Mandorlo in Fiore, cioè con l'indicazione della famosa primavera agrigentina. E allora bisogna avere anche qualcosa di diverso per dare una prospettiva di più e di meglio, nel senso che tutti assieme dobbiamo contribuire, collaborare perché questa manifestazione possa uscire dai nostri territori. Qual è? Io chiamerei, è un suggerimento, perché non avendo più elementi istituzionali per decidere, io faccio soltanto un suggerimento di chiamarlo febbraio agrigentino, nel senso che 4 settimane servirebbero per articolare meglio la programmazione, nel senso che la prima settimana noi la dedichiamo al raduno del folklore siciliano, in modo che vengono ad Agrigento i gruppi peloritani di Palermo, di Sciacca, e poi una giuria appositamente sceglie il gruppo che dovrà rappresentare al Festival del Folklore la tradizione siciliana, costumi, danze, eccetera. A seguito poi la seconda settimana faremmo il corteo storico nazionale, che ebbe una grande eco perché partecipavano le città medievali in gran parte toscane, ma anche lombarde, Piemonte, ed era una partecipazione massiccia perché dietro a questi gruppi partecipavano le famiglie dei componenti e gli alberghi erano pieni di questi rappresentanti, e quindi concentrarci
poi attorno al corteo storico nazionale con delle iniziative ripristinando le competizioni, le vetrine e via di seguito. Poi dobbiamo cercare di fare la sagra del Festival Nazionale del Folklore, invitando i gruppi, non la quantità, ma la qualità dei gruppi per concorrere per il trofeo del Tempio d'Oro. Ma noi siamo estranei, eppure abbiamo tante potenzialità per dare respiro forte anche sul piano politico. Cioè noi dobbiamo cercare innanzitutto la certezza sul piano finanziario. Come si può raggiungere la certezza? Perché l'ente parco deve guardare quando può dare, il comune deve guardare cosa può dare, gli altri possono vedere cosa possono contribuire, ma siamo sempre sulla precarietà, non c'è la certezza certa per poter affrontare la manifestazione. E allora la classe politica di Agrigento deve battersi perché la sagra del mandorlo in fiore possa essere inserita nella famosa tabella H, dove lì in quella tabella ci stanno una serie di iniziative a livello regionale come Taormina Arte. Quindi la certezza significa poter lavorare e poter promuovere la sagra del mandorlo, che chiamerò io febbraio agrigentino, in 4 settimane, in modo articolando, perché la domenica tutta la Sicilia viene, non viene quello del Lazio, della Campania, sono gran parte della nostra provincia che fanno giornata, permettendo un bellissimo weekend nella Valle dei Templi. E allora cosa bisogna fare? Insistere perché la manifestazione di Agrigento debba essere inclusa nella tabella H. Avendo la certezza, vuol dire che è possibile poi fare promozione nelle borse turistiche. Le borse turistiche non danno neanche la data certa dell'avvenimento e a volte capita magari di dire quando avverrà, cosa succederà. Non si sa niente. Allora, avendo la certezza del finanziamento, sarà possibile avviare una programmazione articolata chiamandolo febbraio agrigentino. Poi un'altra cosa che voglio dire: non è possibile concentrare in una domenica 5, 10.000, 15.000 persone nella città, si impazzisce. Le strade erano piene di macchine ferme, non c'era anche opportunità per i servizi igienici. Adesso su questa cosa ci ritorniamo, Intanto, Assessore Ciulla, lei la vede percorribile questa strada suggerita da Paolo Cilona? Ci vuole una forte volontà politica per comunque spingere un progetto di questo tipo che riservi al mandorlo in fiore uno spazio in tabella H. Beh, sicuramente intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Sicuramente da quello che è stato detto, diciamo, da chi mi ha preceduto, si possono trarre alcune conclusioni, anche se vogliamo, appunto a manifestazione già conclusa, dove per esempio il direttore Sciarrat nel video che rilasciava parlava del contributo che chiaramente ha dato mettendo a disposizione, e l'importo che ricordiamo, come diceva poco fa Giovanni Di Maida, ricordiamo che è ben un quarto rispetto a quello che è stato speso solo dal Parco Valle dei Templi solo 4 anni fa, quindi una riduzione ad un quarto della spesa, che è importante e che giova pure alle attività che il Parco vorrà programmare. Sul ruolo principale, ruolo secondario, io sono sempre per la sponsorizzazione del fare il gioco di squadra. È una cosa che ribadisco sempre, che secondo me non esiste Valle dei Templi senza la città, non esiste la città senza la Valle dei Templi, perché è chiaro che il nostro principale attrattore turistico, culturale è la Valle dei Templi con i suoi 2600 anni di storia, però la Valle insiste nella città di Agrigento, quindi il connubio è essenziale, è fondamentale, non ci sono leoni, non ci sono tigri, non ci sono gattini di seconda categoria. Il ruolo assunto dal Comune, ci tengo a precisarlo, che non è scontato, perché semplice sarebbe stato da parte del sindaco, da parte dell'amministrazione dire vabbè, lo fa il parco, invece abbiamo assunto un ruolo, una responsabilità, perché il sindaco e l'amministrazione si è assunto la responsabilità di organizzare il mandorlo in fiore, chiaramente con
l'apporto dell'ente parco, perché ne è, come dicevo prima, parte integrante non diciamo facoltativa, e tutti gli altri enti che hanno collaborato. E ne approfitto per ringraziare la Fondazione Teatro Pirandello, con la quale già abbiamo sin dal nostro insediamento istituito un rapporto di collaborazione che sta aiutando sicuramente quelle defaianze anche tecniche e pratiche che possono avere gli enti pubblici come il Comune di Agrigento, ma come tutti i comuni d'Italia, se posso permettermi. Comunque sentiamo parlare di carenza di personale, mancanza di persone, di tecnici specializzati, e quindi ci sono tutti gli enti un po' in sofferenza. E quindi questo è un dato. Ringrazio anche il distretto turistico, perché comunque anche la vetrina che ci ha dato la BT di Milano, sicuramente, certo, una cosa promossa un anno prima, 8 mesi prima, 6 mesi prima, sicuramente sarà diverso, però chiaramente siccome sono stato io in trincea come altri ad organizzare, quando sono arrivato io alla Valle dei Templi per lo spettacolo conclusivo, là in mezzo c'erano persone e dalla Sicilia, ma c'era gente che veniva da Bergamo, gente che veniva da Padova, gente che veniva da fuori la Sicilia, quindi c'è anche l'attenzione esterna, non solo a livello territoriale, come giustamente diceva il professore Cilona. Chiaro che la domenica finale ci vorremmo andare tutti, questo non è più possibile, perché i fiumi di persone, i fiumi di gente, a seguito della direttiva Gabrielli del 2018, e poi Piantedosi, e poi tutte le restrizioni, la necessità delle vie di fuga, la necessità di garantire un servizio d'ordine, di sicurezza, di soccorritori, di ambulanze, di transennamento, che paradossalmente potrebbe essere più un ostacolo ad una ipotetica fuga che un oggiovamento, però sono delle cose necessarie, e sono cose necessarie che purtroppo hanno anche un costo, perché oggi il noleggio delle transenne, il personale sanitario, che ringraziamo anche 118, le associazioni di volontariato, tutti coloro che comunque volontariamente o per servizio, diciamo, assegnato fanno questo lavoro, e domenica ci sono stati numeri, si parlava di una 60ina di interventi circa, ringraziando Dio, cioè, non è andato tutto bene, nessuno, diciamo, si è fatto male o non ci sono stati problemi particolari, però è chiaro che tutto ha un costo, e ridurre il mandorlo in fiore, io ogni tanto sbaglio e la chiamo sagra perché comunque ce la ricordiamo così, gli agrigentini però sono legati per gli agrigentini è così, però vogliamo renderla internazionale come è e come merita di essere più in avanti, ancora degna di questo nome. Chiaramente è importante fare che cosa? È importante fare un lavoro di promozione intanto prima, quindi adesso noi già con l'amministrazione pensiamo di individuare già la data per il prossimo anno. Dopodiché la riduzione dei costi, quindi abbiamo dimostrato che è anche possibile fare un festival con la metà di quello che si è speso negli anni passati, però con dei risultati importanti. Il direttore parlava di un corteo che iniziava da Piazza Pirandello e arrivava al Viale della Vittoria, è veramente così, ci sono dei video su social network di gente affacciata dal balcone che sono 50-59 minuti di video, quindi un corteo impressionante, una bellissima giornata di colori, di musiche, di costumi, meravigliosa, e va programmata. L'incertezza che diceva il professore Cilona è finanziaria, quella purtroppo è una defaianza che hanno tutti gli enti pubblici. Certo, chi ha un incasso certo come la Valle dei Templi, chiaramente, che ha un introito ormai assodato, siamo sul 1 milione di visitatori, quindi sappiamo che pagano un biglietto d'ingresso e quindi possono lavorare sul bilancio. Poi ci sono quegli scostamenti fisiologici che possono essere in aumento o in diminuzione, però gli enti pubblici come il Comune di Agrigento sicuramente, ma come anche la Regione Siciliana, ma come tutti gli altri, abbiamo la difficoltà di poter garantire quelle somme a blocco. La domanda è perché dopo 75 anni non è stato fatto prima quello che giustamente diceva il professore Cilona, come mai il mandorlo in fiore non è inserito in una tabella dove ci sono tutti gli eventi importanti. Okay. E questo con l'assessore regionale già ne abbiamo discusso e lo stiamo mettendo in atto. Ok, Stelio Zaccaria, tu sei anche giornalista della FIGET, quindi la Federazione dei giornalisti del turismo. Stelio, tu sei fortemente impegnato sul progetto Agrigento Capitale della Cultura, però io volevo chiederti, dal tuo osservatorio, quanto giova alla città economicamente il mandorlo in fiore?
Grazie Margherita, ti aggiungo due piccoli particolari perché mi vengono e mi fa piacere parlarne. A parte sono il delegato provinciale della Figet, come giustamente dicevi tu, io sono stato pure presidente della giuria della saga del Mandorlo in Fiore di qualche anno fa, sindaco Zambuto, quindi sono stato a giudicare i gruppi sul palco e al Palazzo dei Congressi e ho fatto pure parte dell'ufficio stampa della saga quando era all'EPT al Viale della Vittoria e c'era a coordinarci Corrado Catania. In questo frangente dico, mi piace prima fare visto che parliamo delle cose positive e delle cose negative. Allora, io sono d'accordo con la maggior parte delle persone dei colleghi che mi hanno preceduto finora, però su alcuni punti ho delle mie idee leggermente diverse. Tutto è perfetto, ma tutto è perfettibile, per cui sicuramente è stata una saga del record, confermo, l'ho visto pure io. Sicuramente c'è stato un numero di gruppi impressionante. Quest'anno io ho fatto lo spettatore, non l'operatore, quindi ho vissuto diciamo come lo vive un cittadino qualsiasi, con i problemi, i disagi, l'osservazione, la critica della gente, tutto quello che ci può essere. Ho apprezzato moltissimo la fiaccolata del venerdì, a differenza di quella del mercoledì, perché aiuta le persone a fare un ponte più lungo, per cui essendo venerdì, sabato e domenica la gente si può permettere il lusso di stare un po' di più e quindi aiuta la permanenza nelle strutture turistiche ricettive, ma anche nei ristoranti, bar, eccetera. Quindi questa è stata una mossa intelligente. Un'altra mossa molto intelligente, a parte la cartellonistica, è stato il QR code messo per le strade, non ne avete parlato, lo dico io, il QR code messo nelle strade che consentiva di scaricare in diretta il programma, per cui non dovevi cercare brochure da qualche parte perché te la facevi da solo e te la potevi fare. Quindi un segno di modernità che va a completare un segno di tradizione. Cosa è mancato? Vedendolo da spettatore, il corteo della domenica, che è stato meraviglioso, era slegato, per esempio, fra un passaggio e un altro c'erano molti momenti di vuoto. Cioè, cosa avresti fatto? Se fossi stato io avrei dedicato delle persone a coordinare il legame fra questi gruppi, in modo tale che dovevano avere una distanza simile senza staccare. Ti fermo un attimo. Fermami. Il contributo, per favore, che abbiamo di Alfonso Cartanilica sugli orari delle sfilate, che è anche carino ma molto intelligente. Buonasera, visto che ormai il caos regna sovrano nel programma del Mandorlo in Fiore, voglio fare una sintesi degli orari della fiaccolata di domani. Allora, prendete appunti, mi raccomando. La fiaccolata partirà alle ore 14, le ore 14 partirà da Piazza Vittorio Emanuele, però ci sarà una pre-fiaccolata circa 2-3 ore prima, quando i gruppi partiranno da Piazza Municipio, senza fiaccole, poi arriveranno a Porta di Ponte e arrivati a Porta di Ponte diranno «Picciò, ma ne scordiamo i fiaccoli, non ne so questi fiaccoli», e quindi torneranno di nuovo in Piazza Municipio, poi partiranno con le fiaccole spente, arriveranno nuovamente a Porta di Ponte e diranno «Picciò, e ne scordiamo l'accendina come la gioviamo sti fiaccoli». Quindi torneranno di nuovo in Piazza Municipio, accenderanno le fiaccole, quindi percorreranno tutta la via Atenea, si farà una pausa di 2-3 ore, una pausa caffè, merenda. Poi, arrivati in Piazza Vittorio Emanuele, tutti si accorgeranno che si è fatta l'alba e quindi hanno «Picciò, ma perché andiamo a fare questa fiaccolata? Amone a casa». Ecco, questo sarà il programma, questo è il programma della fiaccolata di domani. Quindi spero di essere stato chiaro. L'importante è evitare confusione, basta confusione. Dobbiamo essere chiari e precisi, ok? Buona serata. Ecco, bellissima. Abbiamo voluto scherzarci proprio, su, però ti aggiungo una cosa. Noi abbiamo una chat dei giornalisti, come tu sai. Il giorno della fiaccolata, 2:30-3, tutti i colleghi cominciavano a chiedere particolari della fiaccolata. C'ero anch'io. La puoi leggere ancora lì, a che ora sarà, dove sarà, come parte, perché nel comunicato c'era all'imbrunire, che era bellissimo, l'imbrunire. Quindi dovevamo aspettare l'imbrunire per capire a che ora dovevamo partire e da dove dovevamo partire, perché c'era il dubbio fra Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Municipio.
ho risolto il problema con una telefonata a Franco Miccichè, al quale ho chiesto scusa a che ora parte e da dove parte. Detto l'orario l'ho inserito io nella chat, ma per dire, non sto parlando della signora Pina che si doveva interessare, cioè i giornalisti di tutte le testate il pomeriggio della fiaccolata non sapevano a che ora era e da dove partiva. Purtroppo devo dire... Non l'ho capito. Era scritto nel programma, non capiamo questo. C'era scritto nel programma all'Imbrunire. No, nel programma c'era scritto nei programmi ufficiali del Mandorla in Fiore c'era scritto che la fiaccolata partiva alle ore 18, quindi non era un dato così aleatorio. Da piazza Vittorio Emanuele. Esatto. E vi spiego la ragione. È partita dal municipio? Sì. No, non è partita dal municipio. Allora, vi spiego. Sempre a seguito del decreto, famoso decreto Gabrielli, nella via Atenea non si possono più fare sfilate, perché bisognerebbe transennare il percorso. Non c'è lo spazio tra il marciapiede e la transenna dove possono stare le persone, non ci sono le vie di fuga, per cui la questura tassativamente ha detto la sfilata non si può fare. Dunque quella della via Atenea è stata considerata una cosiddetta tappa di trasferimento, cioè i gruppi camminavano suonando ma non si potevano fermare per ballare, se no diventava uno spettacolo. Quindi questo la questura lo ha come dire, giustamente sottolineato, e così è stato per la prima sfilata del 4, così è stata per la fiaccolata del 10, così è stata per la domenica conclusiva. Come dire, nessuno vuole togliere il piacere di fare la fiaccolata in via Atenea con le fiaccole accese, ma ci sono problemi seri di ordine pubblico. Vi dico una cosa, la domenica mattina ci sono stati 62 interventi, il piano sanitario ha funzionato alla grande, bisogna dare atto alla prefettura, alla questura, alla forza dell'ordine, allo straordinario lavoro fatto dalla protezione civile. Ci sono stati ben 62 interventi dei sanitari rispetto a persone che si sono sentite male. Il problema che hai evidenziato tu dello sfilacciamento della sfilata è stato dovuto proprio a questo, perché è arrivato a un certo punto al Viale della Vittoria, si è bloccata la sfilata perché ci sono intervenute ben 3 ambulanze e dunque per motivi di sicurezza si è dovuto interrompere la sfilata. Facciamo concludere Sterio. Grazie. No, io una battuta gliela volevo fare, dirlo no. Cioè dico, spiegarlo prima no, questo problema, cioè, ne parliamo dopo, va bene lo stesso, ok, lo stesso. E torno sul discorso invece del perfettibile. Quello che ho detto è uno degli aspetti, poi per esempio quello della sinergia che ci può essere anche con un ausilio di vigili urbani anche dalla provincia se c'era bisogno, perché obiettivamente erano insufficienti, ma non solo la domenica. Io ho fatto un filmatino e ho anche delle fotografie del Viale della Vittoria paralizzato, credo giovedì, paralizzato completamente. In pratica c'erano gli spettacoli in piazza Cavour, la pattuglia dei vigili urbani non è arrivata, quindi la gente saliva, girava, faceva, arrivata davanti a me piazza Cavour, veniva fatta tornare indietro. È stato un delirio, è durato almeno mezz'ora. E prima che si è riusciti a portare la situazione alla normalità ci è voluto veramente l'intervento di altre 2 pattuglie. Dice, ma sono cose che possono succedere, per carità. Infatti lo sto dicendo per dire, la prossima volta nel periodo della sagra, nel periodo in cui si chiudono le strade, un aumento dell'organico e del presidio penso che possa essere utile. Come ho sentito anche il discorso dei gabinetti chimici nella Valle dei Templi che dice che non c'erano, per cui ci sono stati dei sergi e dei problemi. Ho sentito a Bonamorone di un caos che si è creato per quanto riguarda il traffico e i parcheggi sono liberi, gli autobus lasciati dovunque, i camper hanno parcheggiato in centro al Viale della Vittoria 2 giorni prima e sono rimasti 2 giorni là dentro. Dice, sono cose che si verificano, per carità, però parlandone dico si possono anche risolvere. Lo dico non per criticare, lo dico per dire pensiamoci prima, solo in questo senso. L'ultimo discorso invece per quanto riguarda la storia storica, la proposta che lanciava Paolo Cilona, io diciamo che vedo un progresso già nell'iniziativa di Roberto Sciarratta della primavera nella valle, che è un'evoluzione della saga slegata, ma diciamo che in un certo senso si completa. Però devo anche dire che rispetto al passato trovo delle lacune, nel senso che io ricordo l'unico libro che parla della saga del Mandorla in Fiore è quello di Corrado Catania, che tengo gelosamente custodito a casa, ma che è fermo a diversi anni fa e che secondo me invece andrebbe
diciamo ripubblicato o aggiunto con un volume 2 per tutto quello che c'è stato, perché la storia della saga del Mandorlo in Fiore in quel libro è molto importante, è succinta ma molto importante. E poi un'altra cosa che aggiungerei è un museo della saga, nel senso che chi viene durante la saga la vede. Chi viene negli altri 11 mesi e mezzo ad Agrigento non ha nessun riscontro della saga del Mandorlo in Fiore, che è invece un emblema della città. Ritengo che si possa creare in una zona, ipotizzava il Palazzo dei Congressi, in una sala del Palazzo dei Congressi, ma potrebbe essere in un'altra parte, un museo della saga del Mandorlo in Fiore, dove si possono conservare ogni anno dai gruppi un costume che possa essere messo là dentro e le fotografie più importanti. Ora c'è pure un concorso fotografico sulla saga, le foto più importanti per far vedere a chi arriva fra 40 anni ad Agrigento cosa è successo 40 anni prima al Viale della Vittoria, se c'erano 35 gruppi e 50.000 persone. Questo credo che sia una cosa che si può fare per completare. Giovanni Di Maida, alcuni anche quest'anno hanno lamentato il fatto che comunque i percorsi destinati alle sfilate abbiano un po' tagliato i tradizionali passaggi nella zona valle della città. Questa ormai credo che sia diventata una indicazione determinante, che comunque poi per consentire a chi abita in altri quartieri che non siano il centro di poter vedere e assistere alle sfilate li fa spostare, quindi comunque c'è un sovraccarico in termini di pubblico, con il conseguente problema di gestione di ordine pubblico e così via. Ecco, in questo senso la vostra scelta è determinata da cosa? È determinata dal fatto che portare la sfilata diciamo, per intenderci, nella zona del campo sportivo comporta anche un transennamento di tutto questo percorso, per cui diventa molto molto complicato fare spostare le macchine. Un quartiere vastissimo quello, cioè dove, diciamo, passando dalla via Calligrati, della via Atenea, come dire, ci sono tantissime macchine, per cui diciamo, diventa complicato anche attuare una soluzione del genere, perché prima lo si poteva fare perché l'organico dei vigili urbani del comune era un organico, diciamo, abbastanza nutrito in termini di personale. Oggi si sono ridotti al lumicino, concorsi non ce ne sono stati più, il corpo dei vigili urbani non è stato per carenza di personale nelle condizioni di poter garantire, come diceva Stelio Zaccaria, la presenza di una pattuglia il giovedì mattina alla piazza Cavour. Un tempo, quando ad organizzare era l'APIT, si ricorreva molto spesso, il dottore Girona, che è mente storica di questa città, se lo ricorda, ai vigili urbani che venivano da altri comuni, il comune di Messina, venivano da Parma, da Modena, il comune di Messina erano quelli che fornivano nazionali, che portavano 10-15 componenti e si riempivano da dei punti. Adesso questa soluzione non è più percorribile, perché le norme nel frattempo sono cambiate, per cui se un vigile urbano fa servizio ad Agrigento può fare solo servizio nel comune di Agrigento. Portarlo, fare venire un vigile urbano da Parma significa distrazione di personale, quindi tecnicamente non si può più fare un ragionamento del genere. Io sono dell'avviso che comunque anche per decongestionare l'eccessivo flusso diciamo, nel centro storico, che bisognerebbe riportare la sfilata anche nelle zone, diciamo, a valle della città. Questo consentirebbe un migliore deflusso poi a margine della sfilata, quindi il Comune dovrà studiare come diciamo, attuare una soluzione del genere, ma ripeto, bisognerebbe transennare tutto il percorso, bisognerebbe come dire, fare delle ordinanze per fare spostare tutte le macchine che sono posteggiate, anche se rispetto alle esperienze passate diciamo che la sfilata, per intenderci, in via Manzoni era seguita in due tratti in particolare. Nel tratto a monte tra la via Dante e la via Manzoni, perché lì c'era tutta la gente, diciamo, che abita nella via Dante e si metteva lì a vedersi la sfilata,
e nella parte finale nei pressi del cosiddetto Palazzo dei Portici, proprio a valle. Poi la via Crone, la via Callicrati, non c'era tutto questo afflusso di persone. Certo, con i numeri che abbiamo avuto quest'anno possibilmente sarebbe... c'erano gli spettacoli, allora si facevano anche allo Stadio Seneto, quando c'era il corteo storico, richiamavano sì, sicuramente, io ricordo Giugiu Gallo che si inventò questa iniziativa bellissima che erano i cortei storici nazionali, addirittura venne il Carroccio e tanti altri cortei storici importanti. Poi si faceva Legnano, la disfatta di Barletta, venne un corteo storico con circa 100 Marostica, con 100 persone. Si faceva poi a margine della sfilata della fiaccolata, poi si faceva uno spettacolo all'interno dello Stadio Seneto. Sono cose che comunque si possono assolutamente riprendere, certamente. Quello che bisogna guadagnare è l'offerta, un'offerta internazionale. Vengono i gruppi, bisogna coinvolgere la Farnesina, invitando le rappresentanze diplomatiche dei paesi che partecipano alla sagra. Quindi il Ministero degli Affari Esteri, verrà il Ministro, coinvolgerà gli ambasciatori che rappresentano le nazioni che partecipano al festival. Noi gli abbiamo dato un respiro internazionale, si parlerà di pace, si svolgerà qualche cosa davanti al Tempio della Concordia e potremmo benissimo far uscire la sagra dei soliti canali. Questa è un'opportunità. L'altra opportunità è quella che era meravigliosa, il coinvolgimento delle maestranze, degli artisti che mettevano in campo i carri allegorici con il tema della mitologia greca. Cioè c'era un seguito di persone che andavano a sostenere il proprio carro, quindi c'era un coinvolgimento particolare. In quel caso bisogna, avendo la certezza del finanziamento e lavorandoci prima, fare qui il raduno dei cosiddetti carri che abbiano un tema mitologico, perché Agrigento ha ed offre la sua storia millenaria attraverso i templi. E sarà una cosa naturale, perché Agrigento è templi, e quindi i templi, il tema mitologico, i carri allegorici che possono provenire da Palermo, da Catania, cioè con un concorso di re, e poi si sceglierà il gruppo, effettivamente il carro che merita di essere premiato. E quindi fare tutte queste una serie, perché poi alla fine, se si toglie la sagra che ha un costo, tutte le altre manifestazioni che si svolgono nella nostra provincia e ad Agrigento sono cose di poveretti. Cioè noi abbiamo una sagra che deve essere naturalmente inserita nella tabella H, al pari delle altre iniziative, se vogliamo noi dare respiro nazionale e internazionale, perché la certezza del finanziamento porta a lavorare dal 1° gennaio fino al 31 dicembre. Attorno alla sagra. Poi dobbiamo finirla. Una volta lo organizza l'ente provinciale di turismo, un'altra volta lo organizza il comune, un'altra volta lo organizza l'ente parco. Cioè bisogna avere la certezza anche dell'organizzatore, in modo che così sappiamo chi organizza e potrà benissimo predisporre una serie di iniziative a livello delle borse turistiche. E soprattutto un suggerimento: date l'opportunità alle televisioni locali di lavorare, perché le televisioni locali inseriscono nel circuito tante di quelle immagini per cui l'agrigentino non si metterà a far la fila dentro le strade o in altre poste. Quindi... Sì, ma non è solo questo. Adesso io parlo da giornalista e spezzo una lancia in favore del nostro lavoro. Di fatto la giornata conclusiva io ho ricevuto decine e decine di telefonate che mi chiedevano se l'emittente televisiva in collegamento con TVA 90 perché e non c'erano solo 5.000 persone che potevano assistere, quindi è diventato uno spettacolo di nicchia, non più popolare.
in questo senso bisognerebbe un po'... Sì, prego. Posso aggiungere una cosa? Il riprendere la sagra è non solo utile al momento, perché al momento ha un suo valore sicuramente molto importante e sicuramente copre tutte quelle persone che non potevano andare al Palacongressi, al Teatro Pirandello e alla Valle dei Templi, ma costituisce anche la possibilità di mantenere rimandato in loop o trasmesso, archiviato, tutto quello che vogliamo, per chi non l'ha visto, di vederselo a casa negli orari che vuole, nei momenti che vuole, con la serenità che vuole, perché uno spettacolo al Palacongressi o al Teatro Pirandello durava 3 ore, 4 ore, non lo so, non mi ricordo, per cui per vederlo devi essere in una condizione di tranquillità, di tempo, di casa in cui te lo puoi vedere e lì apprezzi veramente la bellezza dei costumi, la bellezza delle danze, delle musiche, eccetera. Per questo le televisioni sono importanti, perché sono l'unico mezzo per rivederlo in un momento diverso. La sagra entra nelle case. Cioè, in tutte le case, anche nella signora Pina anziana che non potrebbe vederlo diversamente. Quindi siamo con te. Sicuramente, ripeto, è una manchevolezza che un po' c'è stata e che noi abbiamo anche riscontrato ma più che manchevolezza è stata una esigenza legata al fatto appunto di non avere una disponibilità finanziaria importante da poter anche, non che non abbiamo pensato alle TV locali, non sia mai, perché tutti noi, specialmente per chi... O le chiamiamo sempre per quando facciamo le cose, o le mettiamo da parte. Cioè... Le TV chiaramente locali sono importanti, così anche le testate ormai online, ormai tutti sono online, anche TVA, quindi è sicuramente importante la promozione e la pubblicità. Quest'anno a nostro malgrado, non è che siamo felici che non abbiamo potuto dare anche quel contributo per promuovere l'evento, perché sempre lì siamo, se di promozione dobbiamo parlare di una promozione che possa servire ad attrarre chiaramente persone soprattutto fuori il canale agrigentino. Chiaramente ad Agrigento, come diceva poco fa chi parlava del QR code, che era posizionato in più parti della città o comunque tramite i canali o le semplici brochure con il programma, è possibile, sicuramente l'agrigentino può sapere a che ora è la fiaccolata perché era programmata con un orario ben definito. Il trasferimento da Piazza Pirandello partiva perché venivano lasciati i pullman, venivano lasciati i gruppi dai pullman là a Piazza Sinatra, e quindi era obbligatoria la tappa, e anche così per fare passare dalla via Atenea e non escluderla completamente, perché abbiamo corso anche questo rischio. È bene che anche con il direttore organizzativo, quando siamo stati in questura, non ci hanno raccomandato altro: mi raccomando, non fateli ballare, mi raccomando, perché altrimenti sospendiamo l'evento. Quindi l'interesse era quello di far fare la manifestazione. Chiaramente, come parliamo di sicurezza, qualcuno lancia pure l'idea di dire: ma perché, come fanno un po' anche in altre città e in altri eventi, perché non fare un soggetto che possa occuparsi della mandorla in fiore nella sua interezza tutto l'anno, quindi far nascere un soggetto terzo che è una fondazione, può essere una partecipata comunque che si possa occupare solo di quella cosa e quindi ricorrere alle sponsorizzazioni, come si fa per esempio da Cireale, come si fa al Carnevale di Sciacca. Per esempio in questi giorni è stato pubblicato un bando dal comune per il servizio di organizzazione del carnevale. Guarda che sono contrario. Si possono pensare perché non è cose. Possibile che il carnevale si svolga proprio a maggio o a giugno. È una cosa fuori logica. Proprio mentre noi registriamo, dalla redazione mi portano un comunicato che ci può servire per anche approfondire questo tema. Turismo: approvato calendario dei principali eventi fino a dicembre 2023. Amata dice adesso pianificazione biennale, ma tra gli eventi previsti non c'è il mandorlo in fiore. C'è San Calogero di Agrigento, ma non c'è il mandorlo in fiore. Sì. Quindi su questa cosa... Se fino al 2023 non ci può essere più, l'abbiamo fatto... Biennale sì, adesso, ha detto biennale. Sì, adesso pianificazione biennale, quindi in questo senso credo che sia importante... L'assessore che è stato poi presente alla fine una proposta può nascere se hanno poco da spendere. È preferibile farla
biennale, in modo che la parte finanziaria per l'anno può servire per la promozione, per la pubblicità, in modo che così già c'è una forte carica di promozione per poi fare l'anno successivo la sagra. Cioè tante sono le opportunità. Io però su questo aspetto vorrei dire alcune cose, perché rischiamo, diciamo, di girare attorno al problema e non dire qual è il vero problema. Il problema del mandorlo in fiore è intanto il periodo. Se ci avete fatto caso, da più di 5 anni ormai si svolge a marzo e non più a febbraio. Perché si è spostata in avanti? Perché ormai con le regole della contabilità degli enti locali purtroppo la disponibilità delle somme e comunque dei bilanci non c'è già a febbraio, ma neanche a marzo. Così è per la regione, così è per l'ente parco che deve approvare i suoi bilanci, così è. Né tantomeno un ente può diciamo, accantonare delle somme nell'esercizio 2023 per fare il mandorlo in fiore del 2024, perché non c'è nessuna norma che lo consente. Quindi è un problema non di cattiva volontà, ma è un problema dettato dalle norme sui bilanci degli enti locali. Di contabilità. Però c'è l'escamotaggio della promozione, cioè non è che si fa il periodo successivo, si fa una campagna attraverso gli impegni di finanza. Infatti per quanto riguarda la promozione quello lo si può fare perché tu stai promuovendo una cosa che è da venire, ma per quanto riguarda i costi veri e propri del mandorlo in fiore, che sono i costi fondamentalmente di ospitalità, di trasporto dei gruppi, e attenzione, cioè i gruppi vengono qua e si pagano il viaggio, nessuno paga il viaggio ai gruppi, sarebbe impensabile fare un mandorlo in fiore con dei gruppi che, diciamo, a cui bisognerebbe pagare il viaggio, e non è una cosa facile perché bisogna avere agganci, amicizie, affidabilità, credibilità, perché sennò si rischia poi che a 2 giorni dal mandorlo in fiore il gruppo ti manda una disdetta e quindi tu resti, diciamo, con il cerino in mano. Quindi è un lavoro molto complesso e difficile, bisogna conoscere i presidenti delle grandi organizzazioni che raggruppano i complessi folclorici, quindi il presidente del CIOF, che peraltro è venuto, ha fatto parte della giuria, il presidente dello IOV, Mr. Moon, che è venuto e che raggruppa tutti i complessi folclorici dell'Oriente. Non è una cosa facile, perché tu devi convincere i gruppi intanto a venire a spese loro, e soprattutto a dargli assistenza e, come dire, evitare, insomma, che ci possano essere sorprese. Peraltro il festival che si fanno ad Agrigento sono dei festival molto pesanti per i gruppi che vi partecipano, perché sono dei festival molto impegnativi, però rimane sempre il problema delle coperture finanziarie che, ahimè, purtroppo le norme sulla contabilità non consentono di poter, diciamo, fare una programmazione anzitempo. Grazie. Ci resta poco tempo. Stelio. Capitale della cultura. Agrigento, capitale della cultura. Anche Giovanni, anche Costantino, vedi che siamo ora tutti nella ci stessa arriviamo banda. Perché a lui devo chiedere 2 cose e abbiamo poco tempo. Stelio, Agrigento, capitale della cultura, riscontra una parte della popolazione che la sta sostenendo in maniera sfegatata. Poi da un'altra parte ci sono coloro che dicono che è una proposta assolutamente indecente, da megalomani e indecente. Allora Stelio, tu che sei dentro questa cosa, perché Agrigento, capitale della cultura, cosa succederebbe se così fosse? Parti da un presupposto, si discute di Agrigento, capitale della cultura, finanziata con un contributo del Ministero della Cultura per portare avanti delle iniziative, soprattutto culturali ma anche imprenditoriali. I denigratori, diciamo, i critici, la strada, la spazzatura, il verde pubblico, sono 2 mondi diversi, 2 situazioni diverse che nulla hanno l'uno in comune con l'altro, nel senso che uno fa parte dell'amministrazione della città che fa capo al comune, che deve svolgere in un certo modo con determinati soldi, bilanci, eccetera. Capitale della cultura è un'altra occasione che viene prestata non ad Agrigento perché a tutto il territorio della provincia, per cui si allarga come territorio e vengono date delle opportunità di unire
pubblico e privato nel realizzare progetti, iniziative, organizzazioni completamente nuove. Il contributo che viene dato dal Ministero per questa iniziativa di 1 milione non è che serve né a sostenere le spese e neanche a coprire l'organizzazione. È un cadeau. È un cadeau che viene dato, diciamo un incentivo proprio per dare questo scopo di iniziare, ma che muove, deve muovere, come è avvenuto in altre città che hanno vinto, indotti più che milionari, 20, 30, 100 milioni, perché coinvolgono aziende nazionali, internazionali, locali, che portano avanti dei progetti per migliorare la vita, la vivibilità in un determinato territorio. In questa circostanza, e con il progetto in particolare che è stato realizzato dal professore Albergoni, c'è questo dell'accoglienza, quindi il primo comune che viene inserito subito dopo Agrigento è Lampedusa, e ci sono delle iniziative, dei progetti da realizzare a Lampedusa con privati, con il pubblico e con la Chiesa, che naturalmente tengono conto della specificità del territorio e della specificità di quello che viene svolto in quel momento. Per cui è chiaro che noi puntiamo nell'ottenere questo riconoscimento, non perché puntiamo al milione che ci viene dato, puntiamo al riconoscimento perché è lo start di una serie di iniziative, di progetti, di possibilità che vengono offerte a tutto il territorio e che coinvolgerebbero praticamente buona parte di tutta la provincia in queste iniziative, e sono ottimista. E poi tutte e due hanno ragione, perché di cultura, sia per quelli che sostengono e sia di quelli che non sostengono, perché i problemi sono sempre di cultura. Se c'è un po' di sporcizia è sempre una cultura, una tradizione, se invece la promozione del Tempio è sempre cultura. Quindi perché dobbiamo... è sempre cultura. Assessore Giulla, domani ci sarà una manifestazione davanti il Comune per sostenere questa... Spontanea e cittadina. Spontanea e cittadina, sì, ne so qualche cosa personalmente che avete voluto anche voi come amministrazione comunale sostenere, perché Diamo credete in questo merito progetto. Credete... Chiaramente noi abbiamo avanzato anche su apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale la candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2025, e ora dico perché lo sottolineo. Quindi le persone che tifano in questo momento gli agrigentini, e sono veramente la stragrande maggioranza, ritengo che Agrigento possa ottenere il titolo. Chiaramente hanno anche tra questi organizzato per domani proprio questo flash mob, chiamiamolo così, perché non si tratta di un evento pubblico, di pubblico spettacolo, ma saranno appunto degli artisti che su un'iniziativa nata sui social network da alcuni amici, non faccio nome così non dimentico nessuno, sono tanti, sì. Sono tanti e poi non vorrei, diciamo, dimenticare nessuno. Ci sarà appunto questa sorta di incontro culturale, quindi dove verranno recitati alcuni versi di Luigi Pirandello, ci sarà, diciamo, questa catena umana di promozione della nostra cultura, ci saranno dei piccoli interventi musicali in acustico, quindi un momento, diciamo, che possa, in verità era in vista delle audizioni di Giorno 20 che, come notizia di poche ore fa, dell'altro ieri, purtroppo è stata, purtroppo dico perché abbiamo fatto tutti i biglietti, avevamo prenotato gli alberghi e quindi diciamo c'è stato anche un disagio logistico. È stata spostata al 27, quindi era proprio prima dell'audizione di Giorno 20, quindi organizzata 48 ore prima per far arrivare da Agrigento, dagli agrigentini, quel segnale alla Commissione di dire ci crediamo, ci teniamo e veramente vogliamo che Agrigento Assessore Giulla, un'altra cosa brevissima, sì. A tempo quasi scaduto, il Giro di Sicilia ritorna ad Agrigento, anche questa è un'altra
diciamo un altro obiettivo che voi avete coltivato e centrato nuovamente. Anche come l'anno scorso abbiamo ottenuto un semplice passaggio, diciamo, del Giro di Sicilia che l'assessorato regionale già ha ripreso da qualche anno, e quest'anno nuovamente con questa amministrazione siamo riusciti ad ottenere questa volta anche la tappa. Grazie alle interlocuzioni con l'assessorato regionale abbiamo proprio chiesto che Agrigento fosse protagonista di questa 4 giorni di un evento importantissimo alla quale parteciperanno circa 150 corridori provenienti da più parti dell'Italia e non solo. Parteciperanno poi, quello che è importante, anche l'indotto turistico che si crea in quel momento, perché ci sono e gli appassionati e i semplici visitatori e anche gli agrigentini che comunque partecipano, le carovane, parliamo di circa 100 mezzi che sono quelli a supporto dei team delle squadre, ma poi ci sono gli operatori, le TV, c'è veramente un momento di promozione, di immagine importante per Agrigento che si affaccia sempre più verso quella sfera di città che può ospitare anche grandi eventi. È quello che stiamo cercando di fare con tutte le difficoltà del caso, e non sono poche. Il Giro di Sicilia, io ringrazio l'assessore Amata, sarà presentato martedì alla regione siciliana, quindi anche questo, comunque Agrigento entra al centro dell'attenzione anche del governo regionale, quindi questo è un passaggio importante e doveroso, perché questa città, la domanda mia è: perché Agrigento deve diventare capitale della cultura? La mia domanda è: perché non lo è stato prima? Nel senso che abbiamo le carte in regola, se ci crediamo tutti insieme e se tifiamo per Agrigento e collaboriamo ognuno per nostra parte, ce la possiamo fare. Paolo Cilona? Io desidero velocemente sostenere la candidatura di Agrigento per diversi motivi. Prima perché ha le carte in regola, e poi perché Agrigento merita questo ed altro, perché è stata sempre una città penalizzata, a partire dalla mancata realizzazione dell'aeroporto, che diventa punto importante per il suo sviluppo. Giovanni Di Maida, in conclusione, abbiamo parlato di Mandorlo in Fiore, sono emersi tanti bei suggerimenti. Come potrà proiettarsi verso Agrigento, capitale della cultura, il Mandorlo in Fiore, considerato che se dovesse venire accolta, insomma, vinceremo una bella... Il Mandorlo in Fiore sicuramente costituisce una parte centrale del dossier che è stato presentato, un dossier abbastanza valido, redatto da professionisti che già hanno, come dire, fatto vincere Palermo come capitale della cultura, quindi un dossier che comprende tantissime iniziative di caratura internazionale. Il Mandorlo in Fiore sicuramente rappresenta una di queste iniziative. Noi ci auspichiamo che Agrigento diventi capitale della cultura, perché secondo me può segnare veramente la rinascita di questa città, partendo da un dato di fatto, che questa è una città che è stata vilipesa, che è stata danneggiata, che è stata negli anni, come dire, maltrattata, e che oggi invece vuole riscattarsi, a cominciare da capitale della cultura, che può diventare un'occasione di rilancio per la città. Io ringrazio i nostri ospiti che hanno contribuito ad affrontare temi importanti per la nostra città, perché dalla base culturale può scaturire tutto quello che è il progresso della nostra società, e il progresso della nostra società significa ricchezza, significa mantenimento di quei cervelli che fuggono, e tutto sommato abbiamo potuto in questa sede vedere come di fatto Agrigento abbia da sempre, storicamente, perché la natura e la storia le ha regalato grandi potenzialità, mirare a un ruolo di grande importanza, e oggi abbiamo focalizzato proprio questi aspetti, e ringraziamo chi ci amministra e chi raccoglierà quanto emerso da questa trasmissione per dare il proprio contributo in direzione della nostra crescita. A voi che ci avete seguito, grazie e arrivederci.